Quello che vado a presentare adesso è appunto l'applicazione del profilo XTV al processo clinico del telemonitoraggio. Questa applicazione è stata presentata al dominio del PCC, il Patient Care Coordination, tramite il profilo che si chiama Cross Enterprise Telemonitoring Workflow Definition Profile. Questo profilo è stato approvato dal PCC e adesso stiamo appunto lavorando per costruire il Technical Framework. Un breve sommario dei temi che vado a trattare. Innanzitutto il problema per contestualizzare il telemonitoraggio e la necessità di applicare l'XTV a questo processo clinico. In un secondo momento andrò a definire il processo clinico del telemonitoraggio e i vari attori coinvolti. Poi dare le caratteristiche peculiari del profilo Cross Telemonitoring Workflow Definition Profile, descrivere brevemente il caso d'uso e l'approccio tecnico che è stato utilizzato per proporre questo profilo e infine le conclusioni. Perché proporre l'applicazione del profilo XTV al telemonitoraggio? Il problema è questo, che il workflow che è relativo alla gestione dei pazienti... Hai poca voce, quindi ok. Allora, il workflow relativo alla gestione dei pazienti con le patologie croniche, come può essere lo scompenso cardiaco, la BPC o il diabete, ma non solo, anche i pazienti che hanno portatori di dispositivi cardiaci impiantabili, che sono seguiti con un servizio di telemonitoraggio, è un workflow cross enterprise perché coinvolge diversi attori di diverse aziende nel processo clinico del paziente. Per esempio c'è il medico di base che può essere la persona che propone l'attivazione del telemonitoraggio e poi gestisce il paziente, c'è lo specialista nell'ospedale oppure lo specialista anche nei distretti sanitari che può dover visitare il paziente e fare gestire altre situazioni cliniche. Poi c'è anche la centrale di telemonitoraggio che può essere anche remota rispetto agli ospedali, che ha il compito di raccogliere i dati del paziente che si monitora dalla propria abitazione e poi di gestire questi dati e di diffonderli agli altri attori coinvolti. Per gestire correttamente questi pazienti, ognuno di questi attori dovrebbe poter non solo gestire la propria parte di workflow, quindi le azioni che svolge esso stesso, ma anche poter accedere a quello che fanno gli altri attori e quindi poter gestire e condividere il Cross Enterprise Workflow, che consente di gestire e condividere la storia clinica completa del paziente. Al momento non ci sono delle specifiche tecniche che consentono di fare questa cosa, quindi di gestire un Cross Enterprise Workflow in modo standardizzato. Allora, che cos'è il processo di telemonitoraggio? Appunto il processo è un Cross Enterprise Workflow perché ci sono appunto diversi attori. Abbiamo il paziente nella propria abitazione che ha a disposizione dei dispositivi, si misura i parametri e li invia ad una centrale di telemonitoraggio. Questa centrale poi gestisce i dati e può comunicare con il medico di base, con gli specialisti nei distretti sanitari e con gli specialisti ospedalieri. Questi attori hanno bisogno di gestire e condividere il processo clinico del telemonitoraggio di questo paziente. Che cosa in particolare bisogna gestire e condividere? I dati monitorati, le situazioni di allarme che scaturiscono quando i dati che si misura il paziente escono da delle soglie di normalità, i documenti clinici prodotti nella gestione del paziente e tutti gli eventi e i loro status durante il processo di telemonitoraggio e quindi in generale va gestita la cura del paziente. Ecco qui che abbiamo proposto questo profilo in cui il ruolo centrale ce l'ha appunto il profilo XTV.
Perché? Perché il profilo XDV fornisce la struttura per costruire un cross enterprise workflow, dove ogni evento e il relativo status e i documenti correlati sono tracciati e condivisi tra tutti gli attori coinvolti. Lo strumento, appunto, come è stato detto precedentemente, che fornisce il profilo XDV è il workflow document, che è lo strumento quindi che serve per condividere e per gestire un workflow condiviso, come quello del processo clinico del telemonitoraggio. Quindi l'obiettivo principale del profilo XDHMVD è quello di applicare il profilo XDV nel contesto di un processo clinico del telemonitoraggio, definendo quindi le regole per creare e gestire il Cross Enterprise Workflow, che include la storia clinica completa del paziente. Quindi tutti gli eventi che accadono durante il processo, quindi l'invio dei dati, la possibile richiesta di una visita specialistica nel caso di situazioni di allarme, il cambio della terapia oppure anche semplicemente il cambio delle tempistiche di monitoraggio del paziente. I relativi documenti, quindi se il paziente fa una visita viene prodotto il referto della visita e lo status di ogni evento. Il caso d'uso che vado ora a presentare è diviso in due parti. Una prima parte, che è quella che presento adesso, tratta proprio la prima fase, che è quindi la richiesta del telemonitoraggio, e poi il periodico invio dei dati da parte del paziente. Quindi ipotizziamo che sia il medico di base che ha un paziente scompensato e che vuole richiedere al centro di telemonitoraggio che eroga il servizio l'attivazione del servizio di telemonitoraggio al paziente. Quindi il medico di base agisce come content creator perché crea il workflow document come prima cosa, quindi crea il workflow document e la richiesta di attivazione sempre in un documento. Quindi, utilizzando le transazioni dell'XDS che sono state specificate prima, crea questi due documenti in cui il documento di richiesta di attivazione è referenziato nel workflow document e lo pubblica nel repository e lo indicizza nel registry. E questo è, diciamo, il primo task. E nel secondo task c'è la centrale di telemonitoraggio che approva la richiesta di attivazione del paziente nel servizio. Quindi si andrà a recuperare il workflow document e lo andrà ad aggiornare con un nuovo task che indica che è stata approvata il servizio per il paziente. Poi ci sarà il paziente che comincia appunto a partecipare, gli è attivato il servizio e quindi invierà i suoi dati al centrale di telemonitoraggio e la centrale di telemonitoraggio cosa fa? Ogni volta che il paziente invia i dati andrà a creare un documento che contiene appunto i dati monitorati, quindi questo documento andrà ad aggiornare il workflow document perché verrà ogni volta referenziato al workflow document. Questo processo, quindi il paziente poi periodicamente invierà i dati e la centrale periodicamente andrà ad aggiornare il workflow document che terrà traccia di tutti i telemonitoraggi fatti dal paziente. Ogni volta che il medico ne avrà bisogno o vuole andare a visualizzarsi come sta andando il paziente, si va a recuperare il workflow document tramite una query al registry e poi un retrieve dal repository e quindi potrà visualizzare tutti i task che sono stati fatti dal paziente. Qui voglio dare un'idea di come viene popolato progressivamente il workflow document. Quindi velocemente il medico di base che fa la richiesta di attivazione e quindi il workflow document viene popolato con un primo task, Activation Request, che sarà, il suo status sarà completed, c'è l'autore che fa la richiesta, in input possono essere messi degli esami, per esempio di laboratorio, che serviranno poi alla centrale per valutare se il paziente può essere attivato o meno, o al medico stesso per stabilire se il paziente può essergli utile attivargli questo servizio, e in output la richiesta di attivazione da fare poi alla centrale. In una seconda fase, appunto, la centrale andrà a recuperare il workflow document, a creare un nuovo task in cui praticamente c'è l'approvazione della richiesta.
In questo caso ci sono solamente i documenti in input che servono alla centrale per valutare la richiesta di attivazione, in output non verrà prodotto nessun documento. Dopodiché abbiamo la fase appunto del telemonitoraggio, quindi il paziente che invia i dati e la centrale che andrà ad aggiornare man mano il workflow document con dei nuovi task e metterà in output il documento che contiene appunto i dati monitorati e questo viene fatto per ogni invio dei dati, quindi ci saranno tutta una serie di task per ogni telemonitoraggio numero 1 e telemonitoraggio ennesimo. Nella seconda parte del caso d'uso vado a trattare la situazione in cui la centrale riceve dei parametri che sono fuori dalle range di normalità che ha stabilito il medico, quindi una situazione di allarme per il paziente. In questo caso la centrale, oltre a produrre il documento contenente i dati monitorati, produrrà anche un documento che contiene una richiesta di consulto da fare al medico di riferimento del paziente, che nel nostro caso è il medico di base, ma può essere anche un altro medico. Quindi andrà ad aggiornare il workflow document referenziando questi due documenti, dopodiché il medico di base riceverà una notifica di questo allarme, andrà a recuperarsi il workflow document per analizzare la situazione, quindi andrà a vedersi il documento con i dati fuori soglia e cosa viene chiesto dalla centrale di monitoraggio. Una volta presa la decisione, per esempio, di richiedere la visita, il medico di base aggiorna il workflow document referenziando il documento e le referral document per fare la richiesta della visita, dopodiché lo specialista che riceverà una notifica che è stata richiesta una visita per il paziente andrà anch'esso durante la visita a recuperare il workflow document per vedere la storia clinica del paziente, così anche lui ha un quadro generale del paziente telemonitorato. Dopodiché andrà a creare il report finale della visita e ad aggiornare il workflow document. Quindi il workflow document alla fine di tutto questo processo avrà tutti i task e correlati i relativi documenti. Così, per esempio, il medico di base vuole a un certo punto sapere cosa è successo al paziente durante il processo di telemonitoraggio e oltre a tutti i telemonitoraggi fatti si troverà anche il task visita e potrà andare anche a vedere gli esiti della visita. Allora, appunto nel profilo che abbiamo proposto al PCC, che è il Cross Enterprise Telephone Monitoring Workflow Definition Profile, si andranno quindi a definire tutte le regole per definire il workflow document relativo ad un processo di telemonitoraggio. Gli attori di HE che verranno utilizzati sono quelli appunto del profilo XDV e le transazioni sono quelle dell'ETI definite nell'XDS. Quindi non c'è una definizione di nuovi attori e transazioni, si usa quello che c'è già applicato al processo di telemonitoraggio. La particolarità, secondo me, di questo profilo è che è ad ampio spettro, perché può includere 3 domini di HE. Il Patient Care Coordination, che è quello a cui è stato proposto il profilo, perché il Patient Care Coordination, diciamo, che ha lo scopo di valutare, di creare le basi delle linee guida che riguardano i processi appunto clinici per la gestione della cura del paziente, quindi è il dominio adatto per proporre questo tipo di profilo. Il dominio ETI, che appunto in cui c'è l'XTV, il profilo XTV, che consente un aumento della consistenza e dell'interoperabilità del workflow, e poi si può anche fare la proposta al PCD nel caso in cui si va ad analizzare la parte di trasmissione dei dati dalla casa del paziente al centro di telemonitoraggio e poi dal centro di telemonitoraggio, per esempio, la cartella clinica del medico. Quindi è complesso, però è accattivante anche perché appunto c'è tutta una serie di cose che si possono sviluppare all'interno di questo profilo. Quindi, in conclusione, l'applicazione dell'XDV al telemonitoraggio è definita in questo profilo che abbiamo proposto al PCC, che quindi adotta l'XDV per gestire il processo clinico del telemonitoraggio.
Viene creato un workflow document che include tutti gli eventi e traccia tutti gli eventi e il loro status e i relativi documenti del paziente telemonitorato, e quindi consente a tutti gli attori coinvolti di poter gestire e contribuire allo stesso workflow cross enterprise e quindi di gestire la storia clinica completa del paziente. La gestione del processo di telemonitoraggio fatta in questo modo può consentire ai medici coinvolti di gestire appropriatamente il processo di cura del paziente, quindi di migliorare in prospettiva la qualità della cura e quindi anche la qualità di vita dei pazienti. E l'applicazione di questo profilo è molto utile perché appunto il progetto Renewing Health sta sviluppando questi servizi di telemedicina e quindi in prospettiva si potrà applicare questo profilo per rendere i servizi più interoperabili e quindi migliorare la gestione del processo del telemonitoraggio.